In Veneto l'acqua è parte del paesaggio, della vita quotidiana e del lavoro. È un elemento che attraversa il territorio, dalle vette alla pianura. Montagne, fiumi, mare. L'acqua dà forma all'ambiente e sostiene l'economia. Molto delle imprese e dell'artigianato ne dipendono. Serve a produrre, a trasformare, a raffreddare, a pulire. È nella farina impastata, nel legno curvato, nel marmo levigato. È dentro i gesti di chi lavora. Ma l'acqua non è infinita. Può mancare o diventare troppa. Troppo in fretta. Lo avvertiamo quando la siccità rallenta le coltivazioni. Lo vediamo quando un'alluvione ferma la produzione. Chi lavora con le mani lo sa bene. L'acqua va gestita, non sprecata. È una risorsa che chiede cura, intelligenza, visione. L'acqua non è solo natura, è anche infrastruttura, investimento, opportunità. È sviluppo del territorio se sappiamo usarla bene. È innovazione se sappiamo adattarci. È futuro se sappiamo proteggerla. Oggi, più che mai, serve equilibrio tra ambiente ed economia. Serve una cultura del fare che ascolti il territorio. Perché in ogni goccia d'acqua c'è lavoro, impresa, comunità e ogni artigiano è parte di questo ciclo. L'acqua ci connette, passa tra le generazioni, tra i mestieri, tra le idee. E ci ricorda che ogni cambiamento parte da un gesto concreto.